Cura della persona e parità di genere sono il centro dell'impegno di Acque del Chiampo. Già dal 2023, in occasione dell'Ottobre Rosa, la società ha messo a disposizione delle dipendenti dei pacchetti a tutela della salute della donna che sono interamente a carico della società e fruibili su base volontaria presso strutture sanitarie del territorio. Nel 2024 Acque Venete ha raggiunto la certificazione sulla parità di genere, un certificato che attesta l'impegno che Acque Venete porta avanti da tempo nel garantire un ambiente di lavoro equo e inclusivo. Formidabilmente ATS Staff è un progetto che rappresenta un passo importante verso l'inclusione lavorativa nel nostro territorio. L'obiettivo di Livenza Tagliamento Acque nel 2025 è quello di ottenere la parità di genere, la certificazione della parità di genere. Si impegna a colmare tutti i gap di genere e a promuovere un cambiamento culturale sostenibile e durevole nel tempo. L'obiettivo principale della certificazione è quella di creare all'interno del posto di lavoro un'equità di genere. Per farlo Piave Servizi sta adottando delle misure e politiche specifiche che incoraggiano pratiche virtuose. La certificazione, ottenuta ad ottobre 2024, vuole essere solo un primo tassello per un percorso di implementazione continua su queste tematiche. Investire in soluzioni che supportano la maternità non è solo un dovere etico e sociale, ma diventa anche un vantaggio competitivo. Per questo motivo Servizi Integrati Bellunesi ha adottato una politica aziendale che tuteli il rientro delle neomamme dalla maternità. Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro equo e rispettoso delle pari opportunità, con piani strategici e iniziative specifiche per garantire l'applicazione delle policy che abbiamo individuato. La diversità è un fatto, l'inclusione è una scelta che come Gruppo Veritas e anche come Viveracqua abbiamo fatto. È una grande sfida riuscire a portare a certificazione tutte le aziende, ma è essenziale per portare quel cambiamento culturale sull'approccio della gestione del personale.